Mattia Preietti, Renate lo conoscevi bene, una squadra ostica, da 3 anni non riuscivate a battere, oggi la vittoria vale tanto per questo motivo, ma soprattutto per la classifica. Sì, al di là del fatto che fosse considerata un po' la nostra bestia nera, era importante vincere oggi per i 3 punti, per la classifica e per mantenere il margine di 3 punti dalle inseguitrici, anche considerando il fatto che martedì ci sarà l'esito del ricorso del Novara, presumiamo, quindi non è ancora finita, ci aspettano altre 2 battaglie molto difficili. Quella di oggi è stata una vera e propria guerra, a centrocampo avete combattuto tantissimo, avete anche rischiato poco in realtà, però insomma questo Renate è veramente ostico. Eh sì, comunque è una squadra che si doveva salvare, è venuta qui a fare la loro partita e lo sapevamo, ce l'aspettavamo e per fortuna ci siamo fatti trovare pronti, rischiando quello che è normale che si rischi in una partita di calcio, perché consideriamo che tutte le squadre, da chi è anche già salvo, non cederanno neanche di un centimetro e siamo stati bravi e siamo riusciti a portare a casa la vittoria. Prima accennavi al Novara, oggi ha pareggiato, quindi 2 punti li avete guadagnati sul Novara, avete guadagnato punti anche su Alessandria che ha perso, l'unica che ha vinto è stata il Pavia, insomma peccato perché potreste essere un po' più lontani. Vabbè, dai, noi per fortuna adesso possiamo dire che dipende tutto da noi, nel senso che guardiamo gli altri dall'alto. Facendo i risultati che ci siamo detti tra di noi, dovremmo riuscire a farcela. Però sappiamo che è ancora difficile, è ancora lunga e a Monza sarà veramente dura. Contro Monza che è in caduta libera in termini societari, quindi insomma troverete un ambiente ostico. Sì, comunque loro ultimamente hanno fatto anche risultati positivi, oggi hanno perso, ma alla fine mi pare che abbiano preso gol negli ultimi 2 minuti, mi hanno detto. Quindi è una squadra viva, nonostante le difficoltà societarie, ci aspetterà un ambiente difficile e 11 giocatori che daranno di tutto, faranno di tutto per vincere. 2 partite alla fine un po' comincia a pensare a quel sogno di raggiungere l'obiettivo. Sì, rimane un sogno, è nella natura dell'uomo pensarci, però non bisogna pensarci troppo e viverla male con l'assillo, bisogna pensare che domenica è un'altra partita importante e che se dovessimo riuscire a vincerla ci avvicinerebbe ulteriormente a quello che è, come hai detto tu, un sogno ancora. Il match winner della partita di oggi, Federico Furlan, hai corso tantissimo, hai dato tanto alla squadra, ma soprattutto hai segnato una doppietta importante e 2 bellissimi gol. Sì, diciamo che è la mia prima doppietta da quando nei professionisti e sono molto soddisfatto, ma soprattutto di aver segnato questa doppietta per aver fatto vincere la squadra, che in questo momento è la cosa più importante. Hai scelto il momento giusto per segnare contro Renate che è sempre stato ostico a questo Bassano, quindi insomma valgono ancora di più questi gol. Sì, da quando sono qui a Bassano in 5 partite abbiamo fatto 2 pareggi e tre sconfitte, mi sembra, quindi abbiamo sfatato il tabù. Adesso siete un po' più vicini all'obiettivo finale, mancano 2 partite e da qui alla fine bisogna non mollare più. Eh sì, sono 2 finalissime, adesso dobbiamo recuperare per venerdì. Abbiamo un giorno in meno di riposo, quindi da domani già ricominciamo e pensiamo subito a Monza. Monza che sarà un'altra tappa importantissima, è un Monza in grande crisi societaria, quindi non si sa che ambiente si troverà. Ho sentito che oggi hanno perso, però comunque venivano da 2 vittorie consecutive. Sicuramente faranno la partita della vita contro di noi, perché con 2 punti hanno il Renate, mi sembra, e si devono giocare tutto contro di noi per salvarsi, quindi sarà una partita non difficile ma difficilissima. Un'ultima cosa, quando si segnano 2 gol così, una dedica a qualcuno la devi fare per forza, vuoi dedicare i tuoi gol a qualcuno? Beh, sicuramente alla mia ragazza che oggi non c'era e ai miei genitori e a tutte le persone che comunque mi sono state vicine. Antonino Asta, 3 punti importantissimi, il Bassano si avvicina all'obiettivo, ma tanta fatica oggi contro Renate, insomma che non voleva andare via senza punti. Ma lo sapevamo, e così è stata la gara, quindi una gara avvincente, combattuta, a tratti magari contratta su certi aspetti da parte di entrambe le squadre, ma ci sta, ci giocavamo veramente tutte e due molto, tanto.
e quindi è venuta fuori una partita, insomma, sotto l'aspetto agonistico, sotto l'aspetto della, magari non di grande intensità, però di quella che era una partita che si poteva decidere con un episodio, lo sapevamo. Diciamo che magari non abbiamo fatto una grandissima gara, perché abbiamo sbagliato molto, come dei passaggi, fraseggi, anche dietro siamo stati, pur non rischiando molto, ma poco sicuri. Però dopo le occasioni le abbiamo avute, insomma, anche abbastanza nitide, quindi la vittoria credo che sia meritata. Sì, infatti dicevi bene, grande combattimento anche a centrocampo, Furlan che segna 2 gol bellissimi, insomma oggi c'è stata veramente festa per tutti. Sì, no, sono contento per Federico, veramente più che mai, perché sappiamo, questo ragazzo qua, insomma, ha fatto un gol tutta la stagione, oggi ne fa 2, quindi per lui deve essere veramente una gioia immensa, per lui e di conseguenza anche per noi. Ha fatto molto bene, quantità e qualità. Ti dico, era una partita difficile, lo sapevamo, e così è stata. C'era da soffrire, peccato che prendiamo sempre questi gol così abbastanza ingenuamente, perché era anche una palla leggibile. Zanella ha perso l'uomo, l'ha messa in mezzo lì, insomma è arrivato prima Iovine. È una cosa dove se fanno gol loro perché sono bravi in circostanze, bene. Invece noi su quello abbiamo sempre avuto questo neo, e speriamo in queste 2 gare di perderlo, ma non lo so, perché le situazioni che diamo sempre agli altri derivano da nostri errori, ecco, e su quello dobbiamo migliorare. Invece noi per fare dei gol dobbiamo fare delle cose fantascientifiche, perché il primo gol è stato bellissimo, il secondo idem. Ecco, adesso in queste 2 gare dobbiamo anche essere brutti, non ci interessa, ma avere un'attenzione massima su tutte le situazioni. Adesso incrocerete in un momento decisivo il Monza, che è una squadra che tu conosci benissimo. Che partita sarà? Trovi una squadra un po' disastrata sotto il punto di vista societario? Ma su quello sì, perché leggiamo, vediamo, però su quello che sarà il campo sarà un'altra battaglia come oggi, ma per forza, quindi come era oggi anche loro, hanno dato l'anima, il Renate, perché si giocavano tanto, e così sarà venerdì, un'altra partita di una difficoltà estrema in casa loro, l'orgoglio di tanti giocatori che quando ti vuoi salvare tiri fuori il massimo, e quindi assolutamente non abbiamo fatto nulla, purtroppo, un passettino in avanti, ma non abbiamo fatto nulla, perché ci aspettano 2 gare, e soprattutto questa con una difficoltà incredibile, quindi sappiamo che non possiamo sbagliare, però incontriamo una squadra che si giocherà tutto. Da una parte, insomma, noi siamo abituati a giocare contro squadre che danno tutto, a confronto ad altri che magari, tra virgolette, sono un po' più serene. Abbiamo dimostrato durante il cammino del nostro campionato che abbiamo patito molto più altre squadre che avevano poco da dire, però venerdì non sarà così, loro daranno tutto, ma altrettanto dovremo fare noi. Dietro il Novara ha pareggiato, l'Alessandria ha perso, solo il Pavia ha vinto purtroppo, quindi insomma il traguardo è un po' più vicino rispetto a oggi. Guarda, io di traguardo parlo quando l'ho tagliato il traguardo, ancora prima non ne parlo, ma non per scaramanzia, perché è la verità, abbiamo 2 partite di cui una è difficilissima, e se sbagli hai dietro proprio matematicamente il Pavia, che se dovesse vincere tutte e 2, se tu perdi sei tagliato fuori, quindi assolutamente non. Oggi sicuramente abbiamo messo un tassello, ma non importante. Il nostro obiettivo ultimamente era quella, ci siamo detti di arrivare l'ultima partita al fischio dell'arbitro, dove ci giocavamo ancora qualcosa. Questa gara ci ha dato e ci ha permesso ancora di viverla, un'altra partita importante a Monza, e di giocarci qualcosa. Erano sempre questi gli obiettivi, perché non dico che è presto, è logico che con 2 gare, se vinci 2 gare, non lo so, per forza di cose, la matematica insomma non è un'opinione, quindi sarà così, però assolutamente no, ci dobbiamo preparare bene, perché comunque ci sono ancora gli avversari, sono lì e si giocheranno tutto, e non voglio pensare minimamente al calendario, quella squadra e tutto, perché noi non solo sulla carta, ma anche in modo reale abbiamo un avversario difficilissimo. Comunque vada, 8 vittorie in 9 partite, negli ultime 9, insomma la dice lunga su quanto sta facendo questo Bassano. Ma questo Bassano io è da tempo che insomma non gli faccio più le lodi, perché altrimenti diventavo patetico ogni volta, i miei ragazzi li ringrazio e tutto, ma è evidente, insomma sono i numeri che parlano, sono anche le prestazioni, e quindi sono contentissimo, come sono i ragazzi, come la proprietà, come sono stati oggi i tifosi, numerosissimi, rumorosissimi, anche con tanti bambini dall'altra parte, e questo è un bel segnale per la città, lo sapevo, però veramente noi piedi per terra, ma come l'ho detto ieri ancora di più. È logico che sarebbe bello che venerdì insomma
ci fosse un piccolo esodo per sostenerci a questa partita difficilissima.